Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro consueto appuntamento del lunedì pomeriggio con il progetto Conoscere, Sapere, Crescere, promosso dal Comitato regionale Fise Veneto. Oggi ottava puntata e una puntata che riprende gli argomenti che avevamo lasciato in sospeso lunedì scorso, vale a dire i Giochi Olimpici di Roma 1960. Abbiamo detto un'Olimpiade decisamente particolare perché è quella che lancia il mondo dello sport nella dimensione del futuro. Dopo le Olimpiadi di Londra 48, che erano state praticamente quasi una festa paesana, dopo le difficoltà immani della guerra, dopo quelle di Helsinki 1952, che bene o male hanno segnato una ripresa, ma certamente non ancora quello che poi sarebbe divenuto, dopo quelle che sono state scisse in due, divise in due, quelle di Melbourne 1956, per le quali lo sport equestre si è disputato a Stoccolma. Ecco Roma è un'Olimpiade davvero grandiosa, non solo perché la partecipazione è ingente, perché è in un momento di benessere, in un momento di tranquillità, ma anche perché è la prima Olimpiade ad essere, diciamo, mandata in onda in televisione, in diretta praticamente in tutto il mondo, quindi con un impatto mediatico assolutamente superiore a quello che avevano vissuto le Olimpiadi precedenti. Quindi insomma un'Olimpiade molto importante, ma alcune considerazioni introduttive le avevamo già fatte lunedì scorso, adesso entriamo subito nel dettaglio dello sport equestre naturalmente. E, purtroppo, sul fronte dello sport equestre c'è da registrare un evento veramente triste, un evento luttuoso, e cioè la morte purtroppo di Ranieri Di Campello, il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri. Muore nel maggio del 1959, ma così non fa in tempo a vedere quelle Olimpiadi e per le quali lui si era impegnato e dato tantissimo. Basti pensare che è stato lui l'uomo che ha praticamente creato i Pratoni del Vivaro nella previsione dei Giochi Olimpici, della specialità del completo. Oggi, tra l'altro, il centro dei Pratoni del Vivaro è intitolato molto opportunamente a Ranieri Di Campello, ma per quella forma di ingiustizia tremenda che ogni tanto la vita riesce a comminare, e purtroppo Ranieri Di Campello non riesce a vedere il più grande appuntamento sportivo che avrebbe caratterizzato la sua vita di presidente federale, un presidente che, come abbiamo più volte ricordato tutti insieme, è stato un uomo fondamentale per la vita dello sport equestre italiano. Quindi c'è Francesco Formigli che dopo la morte di Ranieri Di Campello diventa il presidente della FISE, in attesa che alla fine del 1960 vengano indette le elezioni per il nuovo quadriennio olimpico. Lo sport equestre italiano arriva alle Olimpiadi di Roma in due, diciamo, il salto ostacoli arriva ovviamente sull'onda dei successi trascinanti e formidabili di Piero di Raimondo Dinzei. Il completo è un po' diverso, sapete, il completo ha vissuto un decennio, diciamo, di lenta trasformazione, di messa in moto quasi durante i Giochi Olimpici delle edizioni precedenti. E però comunque, poi tra l'altro una cosa importante da dire è questa, che il completo in assoluto, la disciplina, la specialità del completo arriva a Roma proponendo una novità, e cioè 4 binomi per squadra anziché 3, mentre invece il salto ostacoli rimane ancora a 3 e rimarrà a 3 per parecchi anni, fino al 1972. Il completo in qualche modo è anticipatore del ritorno a 4, e poi sapete anche che la composizione
delle squadre, il numero di binomi che compongono le squadre è diventato un problema, un argomento di grande attualità, perché infatti nella previsione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che come sapete sono state un'edizione che è stata rimandata al 2021 e chissà se si disputerà, c'è ancora un punto di domanda bello forte, comunque speriamo di sì, e comunque in ogni caso si torna a 3. Questa è stata così, una decisione che ha fatto discutere molto il mondo degli addetti ai lavori, ma lo vedremo più avanti. Intanto rimaniamo a Roma nel 1960. Quindi completo a 4, salto ostacoli a 3. Mentre il dressage, ricorderete, ha vissuto un momento di grandissima difficoltà dopo lo scandalo del 1956, quando un giudice tedesco e un giudice svedese avevano messo ai primi 3 posti della classifica dopo la prova individuale rispettivamente 3 tedeschi e 3 svedesi. Questo aveva addirittura portato la FEI a sospendere i 2 giudici in questione e a formulare una serie di novità su Roma 60, appunto, che comprendono la eliminazione della gara a squadre, la partecipazione di soli 2 binomi per ciascuna nazione, a titolo individuale evidentemente, e soprattutto il fatto che i giudici avrebbero dovuto discutere tra di loro l'esito della prestazione di ciascun binomio in un rettangolo. Al termine della gara tutte le prestazioni, le gare, le prestazioni dei concorrenti sarebbero state riviste, filmate prima e riviste poi, e infine dopo 2 giorni sarebbe stato ufficializzato il verdetto agonistico, insomma, quindi una cosa veramente macchinosa, complicata e difficile anche da proporre ad un pubblico. Tuttavia, ciò nonostante, il pubblico c'è stato, molto numeroso per tutto il programma degli sport equestri a Roma, ma per tutti il programma di tutte le discipline sportive. Comunque Salto Ostacoli arriva sull'onda dei successi di Piero di Raimondo Linzeo. Ci sono delle cose però da dire a proposito, in parte ne avevamo già parlato nel discorso, e che in qualche modo dimostrano anche come la federazione, la FISE, in quegli anni fosse una macchina molto più semplice, direi quasi così, insomma, un po' casereccia rispetto a quello che poi diventerà l'organizzazione federale, molto burocratizzata e complessa. In quegli anni erano persone che si trovavano e decidevano tra di loro sostanzialmente. La dimostrazione, mi sembra di avervene già parlato, e adesso volevo trovare il documento, la dimostrazione di questa, così, di questo modo di gestire le cose un po' approssimativo, ecco, è che in vista delle Olimpiadi la FISE predispone ovviamente delle commissioni di selezione che avrebbero avuto il compito di individuare i binomi che avrebbero poi affrontato la gara olimpica. In effetti, per quanto riguarda il salto ostacoli, c'era ben poco da selezionare, perché due cavalieri erano praticamente certi, e cioè Piero e Raimondo Linzeo. 2 cavalieri che avrebbero potuto entrare nel meccanismo di selezione assolutamente a buon titolo e anzi con ottime probabilità di poter partecipare poi ai Giochi Olimpici, e che sono Graziano Mancinelli, che era la forza emergente in questo periodo del nostro sport, e Mario Maini, in realtà non possono essere presi in considerazione per il semplice fatto che sono registrati come professionisti, e voi sapete che sono anni questi in cui ancora i Giochi Olimpici stabiliscono o meglio, i Giochi Olimpici, lo sport mondiale stabilisce una netta divisione tra gli atleti professionisti e gli atleti dilettanti. Solo gli atleti dilettanti avrebbero potuto partecipare ai Giochi Olimpici. Mario Maini e Graziano Mancinelli, risultando professionisti, non possono essere selezionati ovviamente per partecipare ai Giochi, e anzi Graziano Mancinelli, poi lo vedremo nella prossima puntata,
avrebbe rischiato anche di perdere quelli di Tokyo 64, ai quali invece poi fortunatamente partecipò, per questa stessa ragione, ma poi lì c'è stata una cosa quasi romanzesca, insomma, che ha risolto questo problema, e lo vedremo lunedì prossimo. Comunque Graziano Mancinelli, che era veramente in rampa di lancio assoluta, è purtroppo una carta che il salto ostacoli italiano non può giocare. E quindi chi, oltre a Piero e Raimondo? Salvatore Oppes sarebbe stato il cavaliere ideale, perché in effetti era quello che aveva diviso con i fratelli Vinzeo sia l'esperienza olimpica di Helsinki 52 sia quella di Stoccolma 56, era pur sempre un cavaliere su cui la FISE faceva grande affidamento, tant'è vero che venne affidato a lui, proprio in previsione dei Giochi Olimpici di Roma, uno dei cavalli acquistati nella rimonta del 1958, e cioè il cavallo The Scholar. Ma proprio a Piazza di Siena nel 1959 The Scholar avrebbe dovuto partecipare, montato da Salvatore Oppes, ma Salvatore Oppes si rifiutò di prendere parte alla seconda, se non ricordo male, giornata di gare dello Xio di Roma in sella The Scholar, perché era un cavallo con il quale lui assolutamente non si trovava, e proprio durante quel concorso, in maniera molto così improvvisata, The Scholar venne passato al fratello di Salvatore, cioè Antonio, che in effetti era, rispetto a Salvatore, Antonio era un cavaliere più fine, più delicato. Salvatore era un cavaliere di impeto, di forza, di agonismo, di rabbia, di fuoco. Antonio invece si trovò molto bene con The Scholar, tant'è che formò un binomio che ebbe un discreto successo durante tutto il 1959, e quindi entrò a buon diritto nel gruppo dei selezionati, di quelli che avrebbero dovuto partecipare alle selezioni per Roma 60. Questa delle selezioni mi sembra di avervene già parlato a suo tempo, è una cosa veramente abbastanza incomprensibile, cioè la selezione non avveniva semplicemente esaminando i concorrenti durante i concorsi, diciamo così, normali. Venivano organizzate delle gare di selezione all'interno nel caso specifico di Roma, 4 appuntamenti agonistici, 2 gare di selezione all'interno di ciascuno di questi appuntamenti, in cui venivano predisposti dei percorsi letteralmente massacranti, e infatti i risultati di cavalli come Merano, The Rock, Goran Girl, che insomma ottenevano normalmente vittorie ovunque, sono da pallottoliere, e ho parlato a lungo di questo con Giulia Serventi, con Stefano Angioni, testimoni diretti di quelle esperienze. Mi dicevano che era veramente un massacro, che però così era, e anche loro tutto sommato erano abituati a questa realtà. È abbastanza incomprensibile, perché dal momento che i cavalli e i cavalieri erano veramente, si contavano sulle dita di 2 mani, mettere in campo delle selezioni di quel tipo poteva teoricamente rischiare di diminuire anche il numero dei cavalli a disposizione. In effetti l'ultima delle selezioni, che fu fatta a Salsomaggiore nel 1960, prima delle Olimpiadi di Roma, mise in crisi uno dei cavalli più lanciati in quel periodo, e cioè The Rock con Piero Dinzeo, che poi ne pagò le conseguenze anche, secondo l'opinione dello stesso Piero Dinzeo, proprio durante i Giochi Olimpici di Roma, in cui diede insomma prestazioni piuttosto alterne, e Piero stesso imputò in parte questo esito non in linea con le aspettative del rendimento del cavallo anche all'episodio di Salsomaggiore di cui vi dicevo. Ma la cosa ancora più incredibile, tutto sommato, è che nonostante le gare di selezione, nonostante l'allestimento delle commissioni che avrebbero dovuto selezionare i cavalli e i cavalieri, sembrerebbe che le cose poi siano andate in maniera diversa. E questo ce lo spiega proprio Francesco Formigli, presidente della FISE in quel periodo, quando alla fine, quindi dopo i Giochi Olimpici di Roma,
in occasione dell'assemblea elettiva della FISE, nella quale si sarebbe dovuto eleggere il nuovo presidente, successore quindi di Ranieri Di Campello, ebbene Formigli legge una relazione nella quale testualmente dice queste parole. A proposito, parla delle Olimpiadi appunto di Roma e dice, parla del cammino di avvicinamento alle Olimpiadi e dice testualmente, cioè queste sono parole che sono state pubblicate nella relazione pubblicata sulle pagine del Cavallo Italiano, che era la rivista ufficiale della FISE, diciamo il bollettino amministrativo anche di comunicazione e di mantenimento dei rapporti con i tesserati, oltre che un giornale di lettura. E quindi si legge: con lodevole senso di responsabilità i due fratelli di Inzeo prospettarono il caso di un loro possibile infortunio nell'imminenza delle Olimpiadi. Fu perciò deciso di affiancare a ciascuno di loro un cavaliere di riserva. Piero scelse Capuzzo, Raimondo scelse Antonio Oppes. Quindi questo dice Francesco Formigli. Piero scelse, Raimondo scelse. Allora è ovvio che viene da chiedersi, ma a che cosa sono servite le gare di selezione e soprattutto a cosa sono servite le commissioni. Però insomma i fratelli d'Inzeo avevano ormai raggiunto un'importanza nel mondo dell'equitazione italiana non soltanto in ambito agonistico, ma proprio in virtù dei loro risultati, della loro maturazione, crescita. Ormai stiamo parlando di uomini insomma fatti e finiti, evidentemente. Piero è nato nel 23, Raimondo nel 25 e siamo nel 1960, quindi ma evidentemente anche uomini in grado di incidere sulle decisioni e sulle scelte in ambito federale, e questo ne è un caso molto lampante. Quindi alla fine a Roma il salto ostacoli italiano schiera Piero d'Inzeo in sella a The Rock, binomio indiscutibile, Raimondo d'Inzeo in sella a Posillipo, e qui c'è stata una bella storia che precede le Olimpiadi, e Antonio Oppes su The Scholar per la gara a squadre che verrà disputata domenica 11 settembre sul terreno dello Stadio Olimpico di Roma, mentre la gara individuale viene disputata mercoledì 7, quindi alcuni giorni prima, 7 settembre, in piazza di Siena, e oltre ai due fratelli d'Inzeo con gli stessi cavalli che vi ho citato, sarebbe dovuto scendere in campo Adriano Capuzzo in sella a The Quiet Man. The Quiet Man, vi ricorderete, era quel cavallo che aveva scatenato l'ira di Raimondo quando, dopo le Olimpiadi del 1956, cavallo a lui affidato ma di proprietà dello Stato, Antonio Gutierrez, capo equipa azzurro, aveva ventilato l'ipotesi di trasferirlo a Piero d'Inzeo in vista del campionato del mondo di Aquisgrana 1956, visto che Piero d'Inzeo disponeva solo di un cavallo, mentre invece Raimondo, oltre a Merano aveva, e allo stesso del Quietman appunto, aveva anche Posillipo e Mistero. Raimondo si infuriò, vabbè, ma di questo vi ho già detto, vi abbiamo già parlato. Comunque The Quietman poi, Raimondo dopo non pone più alcun ostacolo, il cavallo verrà montato effettivamente da Piero, e per queste Olimpiadi viene affidato a Adriano Capuzzo. Invece è Raimondo che presenta una novità in un certo senso, cioè Posillipo, e Posillipo è un cavallo mezzo fratello di Merano, entrambi sono figli del puro sangue Ugolino da Siena, ma madri diverse, 4 anni di differenza, più giovane Posillipo di 4 anni rispetto a Merano, e naturalmente tutto il mondo del salto ostacoli azzurro puntava su Merano, cioè Merano e Raimondo d'Inzeo erano un binomio assolutamente straordinario. Però Raimondo effettivamente, proprio perché con Merano aveva e vive in quel momento ancora, vive un rapporto di assoluta simbiosi,
un cavallo e un cavaliere che si sono davvero compenetrati l'un l'altro. Aveva percepito qualche segnale non del tutto incoraggiante e rassicurante da parte di Merano, che si era fermato, aveva fatto due rifiuti, che, insomma, apparentemente sono poca cosa, evidentemente può capitare uno scarto, una disobbedienza, un rifiuto, però in quelle due occasioni in cui era successo, una ad Aquisgrana tra l'altro, l'altra a Piazza di Siena, Raimondo aveva percepito qualche cosa che non andava più tanto nella forza mentale del suo cavallo, nella determinazione del suo cavallo. E quindi nel frattempo lui aveva portato avanti, ovviamente come aveva fatto già per Merano prima, il lavoro, la preparazione con Posillipo, che era un cavallo di qualità insomma, meno evidente rispetto a Merano, però era più giovane, era più in quel momento evidentemente, durante il 1960, più così, dava più garanzie evidentemente a Raimondo, ma anche perché poi Raimondo era un grande sentimentale nei confronti dei propri cavalli, e l'idea che Merano, proprio a Roma, in occasione dei Giochi Olimpici, a Roma, in Piazza di Siena, dove era diventato l'idolo delle folle, dove aveva vinto Coppe delle Nazioni, Gran Premio Roma, insomma dove aveva costruito tutta la sua grande fama di cavallo invincibile, l'idea che Merano, quindi questo Merano, proprio nei Giochi Olimpici e di fronte al pubblico di casa, potesse eventualmente non corrispondere alle aspettative, questa cosa bruciava tantissimo a Raimondo. Posillipo invece era un cavallo sul quale non c'erano grandi aspettative, poteva andare bene, poteva andare male, non sarebbe successo il finimondo, insomma, o comunque non ci sarebbe stata la delusione che si sarebbe provata nel caso di una mancata affermazione da parte di Merano. Detto ciò, Raimondo contava molto su Posillipo, era un cavallo che aveva già dato dei risultati importanti in quel momento. E così, con un colpo di scena in un certo senso, perché tutti si aspettavano Merano, in realtà Raimondo all'ultimo, arriva proprio all'ultimo giorno possibile nel quale dichiarare la preferenza per il proprio cavallo da schierare in occasione dei Giochi Olimpici, e quel giorno lì Raimondo dice Posillipo. Sta cosa sorprende un po' e anche preoccupa un po' il mondo degli addetti ai lavori, e contrariamente invece a quanto si deve dire rispetto a The Rock con Piero, in quel momento erano una forza indiscutibile, un binomio solido, un binomio fortissimo, e che però aveva avuto come vi dicevo, quella grande difficoltà in occasione di quell'ultima selezione a Salsomaggiore Terme, dove un percorso assolutamente criminale costruito in campo da Alberto Lombardi, che poi sarebbe stato il direttore di campo anche ai Giochi Olimpici, aveva un po' messo in difficoltà. Parentesi, un'altra delle cose che oggi non sarebbero più concepibili è che Alberto Lombardi non solo era il direttore di campo delle selezioni per la squadra azzurra, e poi sarebbe stato il direttore di campo ai Giochi Olimpici, ma nonostante ciò era anche componente la commissione di selezione del salto ostacoli, quindi insomma un intreccio di ruoli che oggi sarebbe inconcepibile, ma evidentemente allora poteva essere accettato. Quindi si arriva così a questo mercoledì 7 settembre 1960, Piazza di Siena. Piazza di Siena, sapete tutti, è un luogo meraviglioso, un luogo magico, un luogo dove i fratelli Piero e Raimondo d'Inzeo avevano ormai costruito una leggenda su loro stessi grazie ai risultati ottenuti su quel terreno con i loro cavalli. E in realtà
Allora, a quel giorno lì, il 7, si presentano in gara 61 concorrenti. 61 concorrenti, si inizia molto presto la mattina ovviamente, perché le Olimpiadi di Roma sono le prime che presentano una doppia gara per l'attribuzione delle medaglie individuali e quelle a squadre. Quindi una gara per le medaglie individuali mercoledì 7 settembre, una gara per le medaglie a squadre domenica 11 settembre, ma tutte e due queste prove sono a 2 percorsi, quindi è un impegno piuttosto pesante, anche se comunque c'è un discreto margine di intervallo tra le due. Mercoledì 7 settembre sono 61 i concorrenti che si presentano e qui bisogna approfondire un altro tema particolarmente significativo di queste Olimpiadi, ma anche proprio della realtà del salto ostacolo italiano di quel momento, in cui Alberto Lombardi era un personaggio il direttore di campo era un personaggio di grande riferimento, ufficiale naturalmente, forgiato a Pinerolo, generale, insomma era un uomo di grande importanza, Eppure, Alberto Lombardi aveva questa caratteristica nei suoi percorsi, cioè costruiva i percorsi mettendo nelle gabbie e nelle doppie gabbie distanze sbagliate. Anche questa è una cosa che oggi sarebbe da arresto, no? Però allora funzionava così. Queste distanze sbagliate, che probabilmente l'idea era quella per cui il vero cavaliere avrebbe dovuto saper risolvere anche questo problema, ma ovviamente era un problema quasi drammatico, insomma. E tant'è vero che, vi ricorderete, vi avevo già letto la settimana scorsa quello che diceva Nelson Pessoa, che era giovane, stava cominciando ad affermarsi a livello internazionale, ha detto che insomma tutti i cavalieri che arrivavano a Roma sapendo di trovare queste vere e proprie trappole predisposte dal generale Lombardi erano furiosi per questo, essere costretti a mettere i propri cavalli in grande difficoltà. Ma la difficoltà era veramente notevole, perché stiamo parlando di combinazioni nelle quali la distanza risultava troppo, per esempio alla doppia gabbia, adesso vi leggo anche il dettaglio. La doppia gabbia di questo primo percorso presentava l'ingresso di un muro a 1,40 m, poi 7,30 m, una triplice larga 1,80 m e 1,45 m di altezza, e poi 9 metri per un'uscita su di un passaggio di sentiero che misurava 1,47 m d'altezza e 1,75 m di larghezza. Quindi questi 9 metri sono una distanza evidentemente impossibile, perché è troppo lunga per una falcata di galoppo, ma troppo corta per due, e infatti lì succede un disastro, insomma ci sono cadute, rifiuti, eliminazioni, errori, incidenti anche piuttosto gravi. E anzi, per la precisione, mi ero anche annotato, su 61 percorsi della prima manche ci sono 61 errori sulla doppia gabbia, 18 rifiuti e 6 eliminazioni. E insomma è una cosa veramente pesante. Ma non solo, poi c'era l'ostacolo numero 11, una gabbia semplice, una gabbia di larghi, che ugualmente presentava questa caratteristica, cioè ed era il quartultimo ostacolo del percorso, con un ingresso di un largo a 1,40 m per 1,40 m per 1,60 m di larghezza, poi una distanza di 8 metri ed un passaggio di sentiero che misurava 1,45 m davanti, 1,50 m dietro e 1,60 m di larghezza. Anche questa è una distanza assolutamente impossibile, troppo lunga per una falcata, impossibile per farne due. Quindi un vero e proprio trabocchetto. Ebbene,
La difficoltà di questa serie di percorsi è dimostrata dal fatto che soltanto un binomio termina a 0 penalità su 61 percorsi, e questo unico binomio è Raimondo Dinzeo in sella a Posillipo. Un trionfo, un momento veramente esaltante. E Piero Dinzeo su The Rock chiude invece con 8 penalità, mentre un solo concorrente chiude a 4, pensate. L'argentino Naldo Dasso, sconosciuto allora e rimarrà sconosciuto anche poi, nonostante questa sua buona prima manche, è l'unico che chiude a 4 penalità. Dopodiché le penalità, i risultati vanno, pensate, a parte gli eliminati e il ritirato, ma insomma la penalizzazione più alta dell'ultimo concorrente in gara è di 51 penalità e 50, ma insomma la media è di 12, 16, 24, insomma un vero e proprio macello. E Adriano Capuzzo? Ecco, qui c'è un colpo di scena abbastanza drammatico da un punto di vista sportivo. Di Adriano Capuzzo, vi ricordate, avevamo già detto a suo tempo che insomma è un personaggio importantissimo del mondo della nostra equitazione. Lui era cresciuto alla Società Ippica Romana insieme ai fratelli Dinzeo, allievo del loro papà Carlo Costanzo Dinzeo, cavaliere meraviglioso, poliedrico, eclettico, capace di montare qualunque tipo di cavallo e qualunque tipo di situazione, capace di affrontare qualunque tipo di gara, tant'è vero che nella sua carriera precedente, queste Olimpiadi, aveva partecipato a molte gare di completo, facendo parte anche della squadra azzurra ai Giochi Olimpici del 1956. Poi Adriano Capuzzo diventerà un personaggio importantissimo del mondo del nostro sport, immagino che molti tra voi lo avranno conosciuto. È stato presidente del comitato regionale del Lazio, è stato il commissario tecnico delle squadre di completo, è stato il direttore tecnico della Farnesina, della scuola della Società Ippica Romana, è stato per tanti anni lo speaker a Piazza di Siena con quella sua voce meravigliosa, profonda, calda, e la sua arguzia, la sua intelligenza, la sua capacità di dare sempre dei commenti particolarmente interessanti. E quindi un personaggio di grandissima importanza. Lui era nato nel 1927 e mancato nel 2011, e quindi insomma dopo i due fratelli Dinzeo sarebbe stata la volta di Adriano Capuzzo in sella del Quiet Man nella gara individuale, mentre invece, vi ripeto ancora una volta, nella gara a squadre il terzo cavaliere, cioè quello che avrebbe composto l'Italia assieme ai fratelli Dinzeo, sarebbe stato Antonio Opes su De Scholar. Però Adriano Capuzzo in realtà non parte, e non parte per un motivo che viene raccontato dallo stesso Adriano Capuzzo e che ora io vi leggerei, perché è un documento insomma, molto interessante e anche umanamente drammatico. Dovete tenere conto del fatto che Adriano Capuzzo, al di là del fatto che le Olimpiadi sono le Olimpiadi, quindi è sempre un evento fondamentale per qualunque atleta, ma tenete anche conto del fatto che Adriano Capuzzo era romano e stava per entrare in campo in Piazza di Siena a Roma, di fronte al proprio pubblico, nel proprio ambiente, nel proprio paese, nella sua città. Ebbene, Adriano Capuzzo ha pubblicato un libro, una raccolta di sue memorie, annotazioni, appunti, riflessioni, in cui c'è la parte in cui racconta proprio di questa vicenda romana, e ora vi leggo perché trovo molto interessante, ecco, quello che scrive Adriano Capuzzo, il quale dice: il generale c'è una parte, una premessa che è inutile, di che ero reduce dal nono posto individuale e quinto in squadra alle Olimpiadi di Stoccolma, eccetera eccetera. Il generale Formigli, toscano, all'epoca presidente della FISE e responsabile della squadra, mi disse: caro Capuzzo, l'ho messa terzo a partire
così ha modo di vedere tanti cavalli. In effetti, dovendo partire come terzo dei tre italiani, Capuzzo avrebbe avuto la possibilità di vedere diversi percorsi, e questo in effetti poteva essergli molto utile, soprattutto in considerazione di quello che abbiamo detto a proposito dei percorsi costruiti in campo da Lombardi. Verissimo, in una gara di salto ostacoli, se il terreno è buono, è un vantaggio partire tra gli ultimi. Non persi un colpo. In tribuna in divisa, giacca rossa, bavero verde, filettato di bianco, pantaloni avorio, stivali neri con risvolto marrone, ero l'unico cavaliere civile tra gli italiani, come era accaduto a Stoccolma. The Quiet Man era potente, non molto sangue, a volte pigro ma generoso, non conosceva la piantata, era in buone condizioni. Visti tutti i percorsi, sino a 15 cavalli prima di me, immaginavo che qualche errore sarebbe venuto fuori, ma non sarebbe stata una catastrofe. Mi avviai nella zona sul retro del tabellone d'entrata dove sostava il cavallo. Mi infilai i guanti, tirai giù le staffe e montai in sella per andare in campo prova. Mi sentivo a mio agio. In quel preciso momento mi si avvicinò il generale Formigli, che mi fece smontare da cavallo. Rimasi perplesso. Pensai che mi volesse suggerire qualche cosa di molto segreto. Mi mise una mano sulle spalle e mi invitò a camminare con lui finché mi disse: «Caro Capuzzo, lei non parte». «Come non parto, signor generale? Cosa mi dice? Vuole scherzare?» «Sia sereno e forte e mi ascolti. Ora le spiego». Più andava avanti a spiegarmi, più montava in me un inaudito livore. Non credevo alle mie orecchie. Da roseo che ero passai rapidamente ad un plumbleo pallore. Per il dolore e per la rabbia credo d'essere diventato verde, come il bavero della giacca. Il discorso di Formigli era semplice. I due d'Inzeo erano andati bene e dovevano partecipare alla seconda manche. Vi è sempre un rischio nell'affrontare questo tipo di percorsi. Se si fosse fatto male uno dei due cavalli montati dai fratelli, Formigli avrebbe potuto utilizzare per la gara a squadre di 3 giorni dopo il binomio già iscritto composto da me e da The Quiet Man. Fu durissima da ingoiare. Oltretutto il cavallo non era mio. Oggi, dopo 50 anni, riconosco che il generale Formigli aveva ragione, ma mi ci sono voluti 50 anni. Nella grande tensione del momento, il generale dimenticò di dichiarare alla giuria il mio ritiro e quindi io sono un non presentatosi alla gara olimpica. È stata un'esperienza che non auguro a nessuno. Ecco, questa è la ragione per la quale Adriano Capuzzo non ha preso parte alle Olimpiadi, ma vi rendete conto? È una cosa inaudita, cioè anche questa è la dimostrazione della faciloneria, dell'improvvisazione, della mancanza anche di rispetto che insomma si aveva nei confronti degli atleti, perché non si può dire ad un cavaliere che sta per entrare in campo per fare l'Olimpiade: lei non parte per questa serie di ragioni che erano ampiamente prevedibili con anticipo, insomma, cioè era una cosa che si poteva ovviamente prevedere prima e trovare il modo di eventualmente porvi rimedio prima, dicendo a Capuzzo che c'era questa eventualità, ma insomma così è veramente una cosa che ancora oggi io quando ci ripenso mi viene male, perché non vorrei essermi, credo che nessuno avrebbe voluto trovarsi nei panni di Adriano Capuzzo in quella circostanza. Oggi succederebbe un finimondo. Allora c'era però da parte dei cavalieri così un rispetto tale per la gerarchia, anche quando il superiore commetteva un'evidente ingiustizia come in questo caso, che non si fiatava e quindi le cose andavano avanti così. Comunque finisce la prima manche, c'è un intervallo, Raimondo d'Inzeo va a casa e lui stesso racconta che nell'intervallo ha mangiato una bistecca e ha fatto un pisolino e che per fortuna Giuliana, sua moglie, lo ha svegliato in tempo per tornare a Piazza di Siena dove doveva affrontare la seconda manche dell'Olimpiade, insomma.
Raimondo sapeva che il problema maggiore per Posillipo era il secondo percorso e non il primo. Nel primo, come avete visto, Posillipo era stato eccezionale, l'unico zero di tutta la prima marcia. Infatti nella seconda il risultato è diciamo contrario alle aspettative, sono 12 le penalità con le quali Raimondo chiude la seconda manche in sella a Posillipo, però nel computo generale del risultato della prima e della seconda manche nessuno riesce a fare meglio di Raimondo, e quindi Raimondo Dinzeo vince la medaglia d'oro individuale ai Giochi Olimpici di Roma 1960, un trionfo, cavaliere romano, cavaliere italiano, Piazza di Siena, Italia, medaglia d'oro, Olimpiadi. Non c'è bisogno di aggiungere altro. C'è bisogno di aggiungere invece qualche cosa circa Piero Dinzeo e De Rock, perché l'esito di questa gara sarebbe stato ancora più glorioso se per un errore in più Piero Dinzeo non si fosse giocato la possibilità di andare al barrage contro il fratello per la medaglia d'oro. Pensate cosa sarebbe stata per Piazza di Siena vedere la conclusione dell'Olimpiade con il duello tra Piero e Raimondo Dinzeo. Sarebbe stata anche proprio una specie di la summa di un decennio di agonismo formidabile da parte dei due fratelli. In realtà nella seconda manche Piero avrebbe dovuto chiudere a 4 per poter rimanere così a 12 e andare al barrage. In realtà chiude a 8 e qui torna in ballo il discorso dei percorsi di Lombardi. Perché? Perché De Rock questi due errori li compie, uno sulla riviera dove peraltro era regolare, il suo errore ovunque ci fosse una riviera si partiva dal presupposto che De Rock avrebbe messo un piede in acqua e questo era proprio impossibile da evitare. Il secondo errore avviene sull'uscita di quella gabbia di Larghi a 8 metri di distanza. Qui ci terrei anche a fare una piccola parentesi, perché se voi avrete voglia di vederlo e digitate su YouTube come chiavi di ricerca Piero Dinzeo, Roma 1980, De Rock, insomma vedrete, ci sono molti documenti filmati che ripropongono proprio quell'incidente, cioè l'errore con cui Piero Dinzeo esce da questa gabbia di Larghi. E in un trionfo elogiativo non solo i commentatori televisivi, oddio è saltata di nuovo la diretta, non so se sono... Sì, eccoci qui, scusate, si era interrotta la trasmissione in diretta, questo è un problema che si sta presentando troppo spesso e al quale adesso dovremo evidentemente cercare di porre rimedio in qualche modo. Comunque, riprendiamo il discorso, spero che non ve ne siate andati nel frattempo. Stavo dicendo che appunto molti tra i commentatori, i giornalisti televisivi, ma anche quelli della carta stampata, hanno descritto questo incidente occorso a Piero Dinzeo su questa gabbia, parlando poi della grandezza di Piero Dinzeo che dopo... Cosa succede? Scusate, perché succede questo. Piero Dinzeo arriva partendo un po' lontano dal primo elemento di questa gabbia, proprio perché probabilmente preoccupato della distanza da coprire all'interno, monta De Rock su una dirittura di avvicinamento a questo ostacolo in gran carriera da lontano, ma il cavallo parte un po' lontano dal primo elemento, quindi la distanza all'interno della combinazione gli viene ancora più larga di quanto sarebbe stata normalmente, tant'è vero che nel primo percorso questo problema non c'era stato, e si infila, proprio letteralmente si infila dentro il largo di uscita, si ingambera, la barriera vola, il cavallo va per terra col muso, col ginocchio, in ginocchio eccetera, però riescono a non cadere né l'uno né l'altro, né cavallo né cavaliere, e poi alla fine Piero Dinzeo recupera la situazione, continua il galoppo e prosegue il suo percorso.
Ecco, i commentatori televisivi di quell'epoca, i giornalisti anche di quell'epoca e molti di chi ha poi parlato di questa cosa descrive la grandezza di Piero Dinzeo, che in quella circostanza è riuscito a rimanere in sella e a riprendere con freddezza, eccetera. Però io personalmente trovo che sia quasi offensivo parlare di grandezza di Piero Dinzeo per questa ragione. In realtà c'era stato un errore che Piero Dinzeo stesso ha riconosciuto poi, dicendo che insomma sì, lui era entrato molto male in quella gabbia e che quindi l'errore, la difficoltà si era manifestata ovviamente di conseguenza. Quindi parlare della grandezza di Piero Dinzeo per questo episodio significa in realtà non riconoscere per quali circostanze Piero Dinzeo è veramente grandioso, insomma. E questa cosa qui mi ha sempre un po' dato un po' di fastidio, ve lo devo dire con sincera verità, perché non è un modo, diciamo così, corretto da un punto né di vista tecnico né agonistico di valutare una circostanza. Quello è stato un errore in cui ovviamente chiunque può sbagliare, anche il più grande campione del mondo, siamo tutti esseri umani, quindi. E lì c'è stato un errore di Piero Dinzeo, peccato davvero, un errore indotto anche dal trabocchetto malefico predisposto in campo dal generale Lombardi, peccato davvero perché, ripeto, senza quell'errore ci sarebbe stato un barrage per la medaglia d'oro. E quindi Raimondo Dinzeo vince la medaglia d'oro, è la prima medaglia d'oro dopo quella di Tommaso Lequio, però ovviamente in epoca ben diversa, su presupposti ben diversi. È un trionfo per Raimondo Dinzeo che, non dimentichiamo, è campione del mondo in carica, così come Piero Dinzeo è campione d'Europa in carica. Quindi queste due medaglie, questo podio, perché poi Piero vince la medaglia d'argento, insomma è l'ennesima certificazione della grandezza dei due fratelli Dinzeo. La medaglia di bronzo viene vinta da un giovanissimo britannico, David Broome, poi destinato a diventare uno dei cavalieri più importanti della storia del salto ostacoli britannico. La gara a squadre si disputa, come abbiamo detto, come vi ho detto, il giorno domenica 11 all'interno dello Stadio Olimpico che il cui campo prova è lo Stadio dei Marmi, contiguo allo Stadio Olimpico, proprio lo Stadio dei Marmi, dove poi intitolato a Pietro Mennea, dove ogni anno si disputa il concorso del Longines Global Champions Tour. Qui The Rock mostra così qualche piccolo segno di difficoltà e, come vi dicevo, Piero Dinzeo ha spesso sottolineato come il cavallo fosse un po' disgustato dagli episodi vissuti a Salsomaggiore durante quella selezione tremenda. E, insomma, il primo percorso di The Rock allo Stadio Olimpico termina con 24 penalità, idem quello di Antonio Oppes su The Scholar, 24,50. Raimondo, ancora una volta con Posillipo, il migliore dei nostri, chiude con un errore. Nella seconda manche The Rock migliora sensibilmente con 8 penalità, The Scholar più o meno rimane allineato su quel rendimento, chiude a 16, Raimondo ribadisce le 4 penalità e in questo modo l'Italia conquista la medaglia di bronzo. E voi direte, medaglia di bronzo con penalità stellari, sì, è vero, però adesso vi leggo i risultati delle altre squadre. Dunque, quindi l'Italia vince la medaglia di bronzo a 80 penalità e 50 contro le 66 degli Stati Uniti, medaglia d'argento, e le 46 e 50 della Germania, medaglia d'oro. E sono punteggi astronomici se rapportati alla realtà odierna, non lo sono tanto in relazione alla realtà di allora e in particolare calcolando le difficoltà costruite in campo dal generale Lombardi.
Il completo vede invece una squadra italiana importante, anche se non ci saranno medaglie e non ci saranno piazzamenti di vertice, perché in realtà l'Italia del completo chiude in quinta posizione, però comunque in quinta posizione su 7, 8, 9, 10, 11, su 13, 14, 17 squadre, insomma, quindi un buonissimo risultato senz'altro. Anzi, vediamo esattamente 19 squadre, scusate, quindi un ottimo risultato senz'altro, ma la cosa ancora più importante è che all'interno della squadra italiana ci sono, o meglio i componenti della squadra italiana sono grandi uomini dello sport azzurro, che diventeranno, soprattutto si confermeranno grandi uomini dello sport azzurro, e cioè Alessandro Argenton, che prende parte alla sua prima Olimpiade, poi diventerà uno dei cavalieri più straordinari del completo italiano, Ludovico Nava, che in futuro diventerà una figura chiave nella formazione degli istruttori italiani e comunque una delle figure di riferimento per tutto quello che è lo studio, la manualistica, la tecnica, insomma un uomo importante per questo. Poi Giovanni Grignolo, che anche lui insomma è stato uno dei rappresentanti dello sport equestre italiano per molti anni a venire in posizioni di rilievo, e Lucio Tasca. Lucio Tasca monta il cavallo Rachin, che era uno dei cavalli acquistati dalla rimonta in Irlanda, quella del 58, e che qui partecipa all'Olimpiade di completo, ma in realtà subito dopo verrà dirottato nella specialità del salto ostacoli. Prima viene affidato ad Allanovo, poi Piero Dinzeo fa in modo di riprenderselo in vista delle Olimpiadi del 64, in realtà poi non lo utilizzerà per quelle Olimpiadi. Rachin ritornerà all'Allanovo e con lei comporrà uno dei nostri più forti binomi a livello internazionale, quindi un cavallo importante. Lucio Tasca qui partecipa alle Olimpiadi, poi però lascerà lo sport equestre, non sarà più uno dei protagonisti del nostro completo per gli anni a venire. A livello individuale i risultati sono abbastanza buoni, perché proprio Lucio Tasca, proprio lui, sarà il migliore degli azzurri con la 12ª posizione, Ludovico Nava 16° in sella ad Arcidosso, Giovanni Grignolo in sella a Court Hill 26°, mentre Alessandro Argenton su Rainbow Bonser verrà eliminato nel cross, insomma. Quindi l'Italia chiude così al quinto posto questa Olimpiade. E termina quindi un'Olimpiade che per l'Italia è stata veramente eccezionale, perché insomma il salto ostacoli guadagna 3 medaglie, una d'oro, una d'argento, una di bronzo, il completo al quinto posto di squadra, con prestazioni individuali eccellenti, in una cornice, quella dei Pratoni del Vivaro, che debutta in società, per così dire, la prima volta che i Pratoni del Vivaro si propongono per un grande appuntamento internazionale, poi diventerà sede abituale di grandi eventi. I Pratoni del Vivaro, sapete, poi hanno vissuto nei tempi recenti delle difficoltà notevoli, adesso finalmente, da un po' di tempo effettivamente a questa parte, sembra che tutto si sia risolto, e il centro è stato intitolato alla memoria di Ranieri di Campello. E proprio di Ranieri di Campello vorrei parlare ancora in chiusura di questo appuntamento, per dire che le Olimpiadi sono praticamente il punto, o meglio sono il punto di partenza, le Olimpiadi di Roma, per lo sport internazionale, per la vita dei Giochi Olimpici, perché sono le prime grandiose Olimpiadi dopo quelle che vi ho già citato, cioè Londra, Helsinki e Stoccolma, quindi un punto di partenza sotto questo aspetto. Però per quanto riguarda lo sport equestre italiano,
si può dire che siano il punto di arrivo della ricostruzione sotto tutti i punti di vista, tecnica, sportiva, amministrativa, burocratica, gestionale, dello sport equestre, che si deve a Ranieri di Campello, che ne è stato il primo e più importante artefice a partire dal 1943 fino al 1959, al maggio 1959, 29 maggio 1959, giorno della sua scomparsa a soli 51 anni, pensate, un uomo che avrebbe potuto dare ancora infinitamente tanto al mondo del nostro sport, ma che purtroppo per questa grandiosa ingiustizia della vita e del destino ci ha lasciato anzitempo. Bene, quindi termina qui questa puntata, chiudiamo con le Olimpiadi di Roma 60, anche se l'Italia si appresta a vivere un altro grande appuntamento di cui parleremo nella prossima puntata di lunedì, cioè il Campionato del Mondo di Venezia. Il nostro Veneto quindi diventerà grande protagonista sulla scena internazionale, e il Campionato del Mondo di Venezia che ci riserverà altre grandissime soddisfazioni, gioie, vere e proprie gioie. Ma tutto questo lo vedremo lunedì prossimo. Per oggi chiudiamo qui, vi chiedo ancora scusa per l'interruzione, ovviamente non dovuta certamente a noi, e mi dispiace tantissimo. Vedremo poi come risolvere, anzi forse vi posso già preannunciare che un'idea potrebbe anche essere quella di registrare la puntata e poi mandarla in onda nel momento della diretta, però questo chiaramente comprometterebbe la possibilità di intrattenerci con dei messaggi. Insomma, vedremo, casomai ve lo annunceremo sulle pagine del nostro sito. In settimana vedremo se prendere o meno questa decisione. Per oggi è tutto, vi saluto, grazie infinitamente per essere stati con me ancora una volta, spero di avervi dato qualche utile informazione. L'appuntamento è per lunedì prossimo sulla pagina Facebook del sito FISE Veneto alle ore 15. Arrivederci a tutti, buona giornata.